Assemblea straordinaria di Veneto Banca, riunioni in corso, all'ordine del giorno l'azione di responsabilità. Buon pomeriggio dal telegiornale del Veneto. In primo piano l'assemblea dei soci di Veneto Banca, in corso nel quartier generale di Venegazzù a Volpago del Montello. Un solo punto all'ordine del giorno: decidere se procedere o meno con l'azione di responsabilità contro gli ex vertici dell'Istituto di Credito. Scarsa la partecipazione dei soci azionisti. Per i dettagli sentiamo in diretta Alessia Piovesan. Alessia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi da Venegazzù di Volpago del Montello. Al voto l'azione di responsabilità fra poco inizierà contro gli ex vertici, lo ricordiamo che è prevista dal Codice Civile. Un'assemblea storica, quella di Veneto Banca, quella di oggi, presieduta dal neopresidente Massimo Lanza, che è succeduto all'ex dimissionario Beniamino Anselmi. Pochi i vecchi soci che sono presenti, che hanno partecipato, circa 400, oltre ovviamente all'azionista di maggioranza, il Fondo Atlante, che possiede il 97% della banca. Tanta la delusione, poche le aspettative. Abbiamo raccolto le voci degli azionisti soci, ma anche di alcuni dipendenti che hanno manifestato questa mattina, proprio prima dell'inizio dell'assemblea, contro i tagli. Allora abbiamo raccolto le loro voci, sentiamole. Ma sì, quelli che dovrebbero darci i soldi non li hanno, sangue dal muro non se ne cava. A parte la responsabilità, lei dice voglio i miei soldi. Se no facciamo la responsabilità così, sulla carta, per una questione intellettuale e basta. Il perso è perso, ma quanto spera di recuperare? Che parlano del 10-15%. No, ma a me non è sufficiente, insomma, mi sembra questa cosa qua, perché io ho bisogno dei miei soldi. Ci crede in questo nuovo management? E che ne so, vado a vedere, vado a sentire un po'. Dio vede che c'ha man di buono, sentiamo un po'. Si danno già per assodate migliaia di licenziamenti. Chi rischierebbe di più? Rischierebbero di più sicuramente i giovani, tutti i tempi determinati, tutti gli assunti col Jobs Act. Siamo in questo momento azionisti e anche dipendenti. Molti di noi hanno perso i risparmi perché credevano in un'azienda. Sul banco degli imputati, per così dire, oggi ovviamente assenti tutti i membri del Consiglio di amministrazione, ma anche del collegio sindacale, in carica fino al 26 aprile del 2014, e poi Vincenzo Consoli, l'ex direttore generale indagato dalla Procura di Roma per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, che ora si trova nella sua villa. Gli arresti domiciliari dorati, come li hanno definiti dal palco, durante molti interventi gli ex soci. Azione di responsabilità perché? Questa è la domanda. Tante le anomalie riscontrate dalla stessa banca, ma solo 40 le posizioni esaminate fino ad ora. Troppo poche operazioni compiute in assenza di informativa, al conflitto di interessi, poi anche all'interno della CDA, finanziamenti concessi senza controllo e infine anomalie in assunzioni e retribuzioni, ma anche nell'acquisto dei beni, a cominciare dalle opere d'arte. Troppo poca questa azione di responsabilità, ripetono molti vecchi soci. Perché non occuparsi, dicono, anche delle società di revisioni dei conti, quelli che hanno avvallato i bilanci, che dovevano controllare e non l'hanno fatto? E poi dov'era Banca Italia durante tutto questo lungo periodo? Dove sono i tavoli di conciliazione di oggi su cui si dovrebbe discutere almeno in parte i rimborsi? E allora sentiamo le voci che abbiamo raccolto dal palco di questa assemblea. Propongo che qualora in seguito all'azione di responsabilità la giustizia dovesse prevedere un risarcimento a carico degli imputati, questo dovrà essere destinato ai soci, a cominciare da quelli più deboli, e naturalmente anche i soci dipendenti. Io voto a favore di questa delibera perché non avrebbe senso votare contro, però vorrei che la banca non venisse a dire che con questa azione aggirando pagina col passato, perché il topolino che è stato partorito mi sembra veramente indice del contrario. PricewaterhouseCoopers, come sappiamo, è stata ed è tuttora incredibilmente società di revisione e certificazione di quei bilanci marci di Veneto Banca. Fondo Atlante ha come società di revisione Pricewaterhouse, Questio SGR ha come società di revisione Pricewaterhouse, Cassa Depositi e Prestiti ha come società di revisione Pricewaterhouse. Le conciliazioni sono come pare, 400 milioni per 100.000 soci, sono 4.000 euro a testa.
Intanto la perdita dichiarata dalla banca al 31 dicembre 2015 per bocca appunto del neopresidente Lanza ammonta a 402 milioni di euro e gli accantonamenti anche per i contenziosi legali ammontano a 198 milioni di euro. E per ora, in attesa del voto e dell'esito sull'azione di responsabilità, vi restituisco la linea. Grazie Alessia, è tutto, buona giornata.